Se non ci conosciamo. Difenderla questa, Difendere. Può candidarla? Non sta parlando di politica. Ecco, non si parla di politica. No, veramente grazie. Grazie per brava. Grazie Presidente. Ma insomma, Presidente, cosa ne pensa di questo attacco che ha subito la signora Monica Poli con i manifestanti? Ma io resto, guarda, io ho assoluto conoscenza del fenomeno qualche anno fa vedendo i suoi video. Penso che lei ha fatto quello che dovrebbe fare ogni cittadino. Noi cittadini siamo chiamati a far rispettare le leggi, non è che bisogna sempre avere una divisa. E quindi la difesa della legalità è amore per questa città e penso che una veneziana possa fare questo. Ci sono molti con noi, perché non ci sono certo, solo io, tutti. ci sono molti che facciamo questa azione di disturbo. E bisogna risolverlo questo problema. Io penso che sia fondamentale, e non siamo messi d'accordo, io non la signora la conoscevo neanche, e penso che sia fondamentale distinguere la legalità dall'illegalità. La legalità è chi filma e protesta e denuncia, l'illegalità è chi va a rubare e quindi noi non possiamo rovesciare i ruoli perché non funziona così. Quindi io sono convinto che il Parlamento debba riconoscere che chi fa queste azioni civiche deve essere premiato e non perseguito. Però c'è il problema del nome di Venezia che esce come... Questo è un problema, Venezia abbiamo visto con Bezos, lo stiamo vedendo con Pickpocket piuttosto che altre robe. Venezia ha una cassa di risonanza che è unica nel mondo. Quello che succede a Venezia ha una risonanza che non accadrebbe in altre metropoli del mondo. Quindi Venezia, che è l'unico museo open air presente nel mondo, è una città dove ogni cittadino del mondo nasce e spera di vederla almeno una volta prima di morire. Voglio che noi abbiamo una responsabilità, perché difendendo Venezia si difende il paese e si difende la civiltà, questo è fondamentale dirlo. Quindi noi dobbiamo puntare al decoro e alla legalità, questo è fondamentale. E modificare le leggi come? Ma ad esempio dicendo che se i cittadini filmano si possa andare avanti con questa denuncia che è un elemento di disturbo non poco urticante per chi va a rubare. 2, che ci sia la possibilità di utilizzare i braccialetti elettronici, fare i DASPO e quindi interdire da zone affollate, da zone dove comunemente poi il malavitoso va a rubare perché c'è il braccialetto elettronico e questo ci permette di georeferenziare. E questa è una lesione della privacy. Se vai a rubare ti evito di andare a lavorare tutti i giorni sul stesso posto. A me sembrano robe logiche, altrimenti finisce che dobbiamo vedere tutta la gente che si dice gira per le strade e non può neanche più portare uno zaino in una borsa perché se no ti rubano qualcosa. Queste robe che accadevano da altre parti, noi non siamo con quello. Grazie ragazzi. Te la lascio. Grazie.